Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Una puntata nuova de Maistus e su Maistu de oggi e Nino Manca. Dunque se comprendi tutto, è una questione di sa chitarra sarda. Nino Manca pensa che cominciava a suonare quando aveva 12 anni e entrava in questo mondo dei cantatori, poi ha vinto un concorso in Tattari, poi suonatori giovani, emergenze, tutto canto, si ha vinto questa cosa, questo concorso e danzando si è diventato su chitarrista dei cantatori, poi è uno dei chitarristi più di importo della Sardegna e tutto, ma su traballa come chitarrista, come suonatori, ma è un divulgatore culturale, può tenere una trasmissione radiofonica onde si questiona di canto sardo, di chitarra, esti il tutto un maestro in scuola civica de su Meilogo, dunque sa tutto questa area del Cavisusu della Sardegna e dunque sa tenere mera scienza, mera giovane su che impara la chitarra grazie ai consigli, alle lezioni e tutto che non manca di storrada e noi siamo andati, sicuramente di su nasce un cargeghe ma vive di nottieri, siamo andati proprio in Ottieri, in uno dei apposenti su comune Ottieresu e tornato grazie sempre a suo comune per donare la possibilità di entrare in questo luogo e dunque avere commenti giovani su zona da Saghiterra cantando steniti come si punta accostauso a questo mondo e tutto canto devo sapere impari ma devo sapere dopo questa scheda televisiva che ogni gira noi trasmettevo si può conoscere meglio dunque questo strumento musicale Saghiterra onde si usa commenti vocali occasioni e in cali tecnica si usa per suonare la chitarra. Questa scheda da preparata Marco Luzzo, su professore dell'Università di Castello, di etnomusicologia, e da lì, come sempre, fadevo in tutta questa spuntata de maestro, della giornalista Maria Barca, e dopo impari e usandai e in ottieri Andenino Manca. Sa chitarra è uno dei suoi strumenti più sconosciuti usati sul mondo e può essere suonata in modi, stili e tecniche varie e diverse. Questo strumento arriva di Sardegna in epoca della dominazione spagnola. Prima veniva usata da gente studiata, poi comincia ad essere usata finza sul popolo. La musica tradizionale sarda può essere usata sola o con altri strumenti per accompagnare il ballo, ma de pruso veniva usata per accompagnare il canto. Diversi tipi di strumenti, stili e tecniche vengono usati per accompagnare i canti campidanesi, locutoresi e gadduresi. Il suo canto a chitarra locutoreso e gaddureso de sos annos 50 si usa da sa chitarra sarda, un strumento prurmanno della chitarra classica con corda de metallo che può essere suonata con sos podiches o con su plettro. Un chitarrista bravo deve riuscire a accompagnare tutti i cantos che si agano in una gara, canto in re, nugoresa, muttoso, filugnana e atteras. Ma su pruso este a si ponere a servizio del suo cantatore, seguire sa voce senza che la tuttare. Si prima l'unica maniera per imparare a suonare la chitarra e di gusa de curare s'arte a chi la conoschiada, oe Mastro Ormedas si dedicano a imparare questa tradizione a sos prurzofanos. Dunque sono tutto dedicato alla chitarra, la chitarra locutorese, questo strumento bello che accompagna il canto più bello della Sardegna, della terra cosa nostra. E se ho più su noi, in Ottieri, con Nino Manca, saluti Nino, ciao una cosa bella. Ben acciappato e grazie di questo bello tripaglio che si fa attendere per la tutela e la tradizione sarda e della chitarra in particolare e del suo cantatore. Ma può uscire questa gente come te, che giovani sono noi, si scienti della chitarra, imparano a suonare. Questa è una cosa di importo di avere un ma siamo fatti culto con la scuola in oggi come scuola civica Monte Acuto di Ottieri, ma in altro luogo lo siamo fatti come associazione cantatore e chitarra con legge regionale dell'assessorato a sa cultura su 60 battore gai
Prima, in anno passato, 40 anni fa, che si canta sul botteghino, si vive sempre la chitarra piccata, quindi magari uno le ha la chitarra, una sonatella, vive quello che canta si impara a gare, finché sono pisello, esce a provare un accordo, l'altro che canta io. Poi questo tempo sono cambiato, la modernità ha cambiato tutto, però qualche pisello è sempre appassionato, sennò che dei suoi piselli che sono il tasero che ha imparato conmigo, sia che sono in oggi in scuola civica, ma finza privatamente non si è mobito, se poi finza in sa famiglia si sono, gente che canta, da genitore e tutto, e qualcuno di questo pisello ha proprio finza sa soddisfazione di aver presentato sonenne in gara con un cantatore in mano. È bella Quindi questa già cosa. è una cosa bella. E No, poi questa cosa Nino, bella. aspetta, fammi dire una cosa. Questo luogo, che sei scuola cosa tua, che avere questa bella bofina tutta pintata e tutto quanto. E tal luogo è? Questo è sul convento di Santo Francisco, mi pare, no che cada un uomo anziano mi fa attendere chi emmo e io sono 30 anni, se non ti ma sono dei cargeghe di stessa cosa e se tecnica. nasce in Tattari però, Sì, Tattareso di Nacchida, solo di Nacchida. Solo di Nacchida. E ascolta una cosa, Nino, a me questa curiosità che tengo con tutto il maestro è questa. Tu hai cominciato a suonare che sta dietro picciochetto. Su maestro tu e come hai imparato tu a suonare? Cioè come hai andato a scuola o a No, figlio di una passione di famiglia. Manco del babbo, suo frate del babbo, quindi grande appassionato, si chiama Vinza a cantare a chitarra, più Salvatore Manca e più Bulciano Manca. Io ho cominciato in vita mia con una terzina che mi hanno regalato, una chitarretta minoredda, e mi ha insegnato a coltare questa chitarra, uno che sono io de Cargeghe, tanto a livello di amico, se cai, e tu Francisco usava, tu cicchichetto gli amici. Ma ha imparato isso a collare questa chitarra. Fate una cosa, con idea questa parte, siccome c'è sta lesso disperato che ti sta riprendendo in mano, Sì, invece sì. mi ha insegnato a coltare questa chitarra. Poi, altra cosa principale, che me l'ha insegnata un chitarrista di Florina, che sono io a Benemeda, ha fatto finza su Chimbanta, questo santo, finza a qualche gara in palco, se ne era da Salvatore Fiori, lo chiamavano Baroi. Deo andai io, Florina la fanno finza sono allievo, Deo sicuramente mamma è de Florina, quindi tutto suo parente di mamma sono in Florina, Deo andai io dai Cargeghe, io su Pullman, pica io, dormivo in domo del nonna, e su Manzano, e mi insegnai a tanta cosa. E poi, altra cosa mi ha approfondito Nicolino Capizza, babbo, Saponanima e babbo de Aldo, capito? Fidi cultode babbo de Sagheia de Saccargia e tu Nicolino Capizza da Seco de Sagheia ha dato una campagna e falia sempre e tanto babbo me l'ha dimandato, figlio mio le piace questa chitarra, non è che Nicolino gli dà qualche consiglio, ma sempre ha giocato. Però tanta cosa Sadeo poi la sappia imparata, sa che mi piaceva da Aldo come te suonare, quindi il suo modo di suonare di Aldo. E tanta cosa la sappia imparata ai cursende e poi andando da in avanti in tanti anni me la sappia finza l'ha fatta a modo mio, grazie finza a consiglio di altro chitarrista, di cantatore, se gai. Nicolino Capizza, sa cosa che a me principalmente mi ha imparato è che a conoscere questo ambiente su canto saldo, e stare intro a gara, e te un trivaglio con un cantatore, con un pubblico, con un organizzatore. E questo ve lo insegnando ai suo puro, che è fondamentale sia da imparare a suonare, però si fa che finza che è bene, non solo da mia come te Malto, ma da chi hai custa e tutto. È una collaborazione poiché imparando a suonare che deve essere finza con sua famiglia, suo genitore, deve andare a suonare a Talida, magari qualche fidanzata di Nara, basta questo canto saldo. Invece deve nascere in cui questa cosa con un mezz'orario. I genitori, se ci sono babbo e mamma. Sì, grazie a Dio, secondo Dio sono tutti appassionati, poi che finza a Lorenzo, che magari dei suoi peselli dei noghi, e sui più esperto, che finza sono babbo cantatore a chitarra, quindi finza l'indomo sua, io sono agevolato che va su cantatore in domo.
Dunque, a proposito dei cantatori, e poi cominciamo su questa lezione e tutto canto, ma cosa che depende imparare, e questa relatta pure che depende tenni, non scende con sul mondo del suo canto sardo, ma con i cantatori è tutto. Depende tenni una bella confianza, tu sempre ti conosci bene, depende sì, deve, bisogno di è importante, come un ugardo e un ufantino, su fantino non anda ad accorrere a sa sola e manco su ugardo, deve essere due cose abbinate su un pare. Su chitarrista deve imparare tanta cosa. La prima cosa, può a me è sempre suonare, finza semplice, con sa chitarra accordata. A me è da fastidio, in suo tempo moderno, Facebook, io ho filmato, si pone in italiano, bella serata, però andare a ascoltare, ma andare, se suonando con sa chitarra ricordata, la cosa più figa che può desistere. Si può segare una colta, su chitarrista si può sbagliare un'introduzione, tutto può succedere, però la cosa più figa è con sa chitarra ricordata. Mi ha fatto venire a conca una cosa che Annarai era un grande chitarrista che si chiama Segovia, un italiano, un chitarrista che ha scritto di Aici. È nata da un suonatore di chitarra, un chitarrista passa metà della sua vita ad accordare la chitarra e l'altra metà a suonare scordato. Poi su canto saldo, questa cosa che devo chicco deve trasmettere a isso è sì, la chitarra accordata, introduzione bella, importante, se fatta bene, finché qualcuno ha la capacità si fa che qualche cosa a modo suo, che noi finza a nascere un'introduzione diversa, però la cosa principale del suo chitarrista deve essere accompagnare il suo cantatore. Noi è bello che magari il suo cantatore si posiziona a cantare sul microfono, il suo chitarrista deve essere suonando, deve essere del stimolo e lo seguire, no magari abbaidendo sul pubblico, se uno resta applaudendo, il suo cantatore è con loro. E quando il suo cantatore è cantante, la bailare in faccia, che in questo momento magari il suo cantatore ha un'esigenza particolare, che era un ritmo più forte, una finale più duce, e quindi è fondamentale questo affiatamento tra chitarra e cantatore, deve essere due cose, se no non abbinano. Sì. E a proposito dei cantatori, ci faccio un bello rimuviano a una persona, un cantatore Mannu, che ha tornato su Pregeri, sì. L'altra volta si è andato. Ma stiamo usando collaborando. Quando ha fatto questa trasmissione dedicata al maestro del suo canto a chitarra, e esso ha fatto su maestro con tutto di scienze e tutto canto, e tu ha suonato poi su, o su contrario. Su contrario, ma lo siamo fatti da anni con impegno. Questo bello piacere che da tornao e dunque quando ad abbenni su tempo, su de vai, sonai e spiccioccheggio con su cantatori, Tino Bazzoni alla cantare a razionori che tenesa, sonai e Podino Bazzoni. Noi siamo fatti da anni con Tino, noi siamo sempre impegnati, e grazie a Sasicola Nolta siamo resistiti come suonatore, ma anche come cantatore, se a fare partecipare a su Signore Sardegna, concorrenti che hanno anche sono arrivato primo, e quindi è stata anche una soddisfazione. Però questa cosa che a me è sempre naro, un'iscola di canto salto o di chitarra salta, non è che potete dare tipo patente a guidare questa macchina, poi fatto scuola con una manca solo chitarrista, no. L'obiettivo è creare gente che suona o gente che canta e che trasmette a questa gente, ad altri compagni, ad altri amici, i testi su canto usato, sul valore. In noi, per esempio, quando una visetta di Oscari, se è scritta sia può suonare, sia può cantare, in Nicola sua hanno un compagnetto che vede già con noi si cantende, che è in una trasmissione che abbiamo già registrato, bravo, canta, da Nicola all'interno cantende su canto salto, no, ma cos'è? Il te questo canto, il testo, sei appassionata ed è imparando isso. Sì, ha fatto una lezione se di chitarra, ancora questa cosa più semplice, però è una cosa che è andata trasmessa da una visetta tra due amiche, magari o canoghieni decidono di dedicare al canto salto. Ecco, se no, questa chitarrina. Ancora si cominciando dai vago e quindi magari la prima cosa la si imparare. Poi su babbo e sa mamma si mezz'ora da lì che devono comparare una chitarra. Dunque, vai a lezione cosa tua, devo dire, come proviamo appena a fare una sonata, un'introduzione de canto in re. Prima ha fatto provare a Daniela Capitessa a pagare lezione se ancora su cantatore non riesci accompagnare. Come andate in noi, si dice appena, mi prova da un'introduzione semplice,
de canto in re. Nino, bene, poni di questa parte e ci io commenti adesso. Piano piano, è emozionata della conosco. Quante lezioni si ha fatto Vince Savoy? Ha fatto selezione. Selezione, dunque sa, intendevo. Andrà bene, vedo, pago, però pulito, de sono e tutto. Poi, da in cui va tanta cosa, sai, in tutto questo genere di canto, reno, aresa, muta, è una cosa che non finisce mai, bisogna sempre di imparare e tutto. Però, quando uno basta passione, propone di impegno e tutto, piano piano è mezz'oretta, impaga a lezione se non si vuole di imparare. Ha già cominciato a fare canto. Come facciamo suonare? Un'altra vicenda, che è già bravina tanta cosa, sfibbistato bello, Ottavio. In questa gara chitarra non è mai esistita una vicenda che ha suonato in palco accompagnando il suo cantatore. Ma dietro? Mai. Mai. Quindi è stata una novità, no? Miriam. La femmina che canta, sa Miriam Fiori, de Sorso, una femmina accompagnando il suo cantatore. È stata una novità, pensa sua curiosità della gente. Vado una vicenda che accompagna il suo cantatore. Intendevo su Miriam. Miriam li faceva finza ad accompagnare una ora di canto in re, perché Miriam lì già ad accompagnare qualche cosa. Devo intendere che magari intende tutto. Ogni qualcuno prusa accanto sul microfono. come canto la sighi di Tino Bazzoni, sempre con l'associazione Boches del Locodoro, quindi Miriam magari può pensare a accompagnare una ora al re. Dunque, si pone su questa parte, intendevo su Miriam e Tino Bazzoni che da cantavo Isa. Siete già su passo di accompagnare su cantatore, bello, marcato bene e tutto quanto. Che a Miriam gli piace da cantare e a suonare, che ne fa che una cosa altra, ed è bello che fa che quando hanno di gustare, di già, che poi questa meta è diventata esperta e custente, se io linaro, questa gara come in TV, che magari io non bevuto, mi fa che è una relazione tecnica, questo ha cantato qui, ha cantato qua, e ci poteva fare che tutto. Quindi, oltre su suonare, su cantare, si scuola, si istituzione che facciamo noi, si scuola, può creare intenditori che o in Sardegna sono mancate cussos. Gente che suona d'allievo, che canta da appassionato, che magari pensa da poco un tesoro, si ne prova. Grazie a Dio, bindata. E mancando in loco meta, se esperto che non comprende il suo valore, sa conoscenza su quanto sa. Poi adesso sono depintesci da accompagnare, è vero, sono depintesci di suonare, ma come ti nato a tu, hanno scinti da vunti sonendi e leggi questa cosa. Sì, invece ti comprendi bene, tutto sul mondo del suo canto, sa gara come in testi e tutto canto. A me è successo una bella cosa. È successo, facendo corso di canto saldo, fino a una volta in Ottieri, dennere uno grande chitarrista che fa che jazz. Questo non queria solo i TV sul mondo e su canto salto. E come si canta io, come si suona io, sa tonalità, sa variazione, sa gai. E si è fatto una cultura di TV a gara chitarra che non li chia. Ed è un professionista di altro genere. Certo. Dunque, è bella questa cosa, in scuola si impara tutta questa cosa. E non vago, tu sei anni, hai fatto milli in scuola, sai chitarra, sei uno animatore di questa cultura sarda, poi tu e tutto.
trasmittisi in radio, forse su un anno collezionista di tutti i filmati che ci vunt in Sardegna, de ogni tanto più cosa mia, de 30 anni a voi, 35 sì, questa la sa poi recuperata da gente appassionata, amico, che se la registraia da quando a Videolina fa questa trasmissione, e poi la sa conservata bene, e poi fin sul 2020 che festa purtroppo non le potevi fare, devi posto in domo, e poi ogni tanto da pillo cosa che mi già scaresci desse fatte, tutto cosa di bella. E tornavo a scuola, una cosa che mi vollinai, ma questo picciocco che ci punti oggi, questo che frequenta da più tempo, e questo che ricominciamo noi, mi pare Daniela, con selezioni, i altri su... Io su Mattesi ha fatto con me sui noghi, con la civica Monteacuto, 8 lezioni. Su che dai Nule, Tiziano. Tiziano Lado De Nule. De Nule? De Nule. Adesso le posso insegnare solo facendo bella bidere, che adesso sono a mancino, quindi se lei ha questa chitarra, non dico da che le parti cominciare. Ti sia bene appena. Prova un'ore e... Dunque ha dei più buoni, il cordo... Sì, tutto, infatti una dice, per vedere che bene ha parlato. No, e sapete questo passaggio del istinto, vai dalla CAI, no? Te l'ho fatto vedere a parlare della chitarra, e da ne cominciano, che non si poteva fare nulla. Dai, accompagna a fare un'introduzione e un nuovo gattino che facciamo fare. Non ti assolti, l'abbiamo provato, già lì che fare. Se si sbaglia pure, siamo provando, siamo in una ricola. Poi te su voi, doppiamente in scuola di chitarra, e se sta in televisione, e dunque è un vaghetto di emozioni mancate dei cesti, tocca. Adesso una chitarra suona di Saiana mia. Ti sei andato tu fossi bene, fossi terrorizzato quando ha toccato quel satanota cantante. Pariva che puoi arrivare una macchina a investire a sul Stato. No, ragazzi, tranquillo, vedo che sei arrivato. Qualcuno è finita esauria, ha compreso che ha toccato una nota che tu in questo momento non fossi pronto, però sei arrivato. Piano piano si impara di nuovo in lezione, se provende e tutto, ma si impara finza in domo, con questa registrazione, se ce l'hai custa, finza a ponzenne su una gara cantatore, sul registratore, in uno stereo, in un CD, bisogna sopra, e poi è fatto, poi si avvizzano, ma questo passaggio mi pare che torna a dire e lo torna a ascoltare, finza a comprendere che non è così sbagliato, è che si è andato a dare in avanti. E poi cantando steni tu. Da che no lo canto. Da che no. Ma tempo di imparare, piano piano. Narattelli dei tempus, Posonai e tutto canto. Bene. Bene, poi un altro visetto proprio che li piace in meta, ha cominciato con un po' curiosità, che in scuola che a volte ha fatto a pattata con Pisello cantatore, io sono amico di questo Pisello, e quindi io ho una terzina e queria provare sempre, tanta cosa è bene la sapita della mia, e poi voltamente le manda io sempre video, sono registrato, ce l'ho stato imparato tutto. Ha imparato cosa di altro chitarrista che devo non vi combattere. Ce l'ha stata imparata ai cultenne, con serietà, con impegno e tutto. Come si deve comparare il suburo una chitarra poco entusiasmo, e voltamente quando capita a Gai, il libretto una è mia, questa è mia. È sa tua. Ma sa tua, cosa che conoscevo tutto, adesso, dopo di si inquadrare, questa è questa che vedi. Questa è una chitarra su 76 è stata ristrutturata su piano armonico da Sabonanima di Nino Di Fona. E poi dei anni fa Piero Carbone l'ha fatto usare da Sierra Noa. Ma per narrare questo ambiente di su canto salto, 3 anni fa, abbiamo visto che stasera Paolo Senner d'Esorso, che suona e canta bene, doveva fare un'esibizione in Sennori o un'icola. Noi a chitarra. Però Paolo, lei ha la chitarra mia, ve l'ha prestata una guida.
E qualcuno, finché a suo collega mia, mi ha detto, soprattutto io che terra non le ho date, e poi te. Io, questa volta sul 79, quando ho cominciato da in Canica, vicino a Tattari, il suo primo premio come chitarrista, ho suonato con la chitarra di Nicolino Capizza. Quindi, se ho uno pesetto mi domanda una cosa, io sto facendo su che hanno fatto a mia, non c'è una illusia che passato non su nulla. 43 anni. Tanto che so pilo. E noi si conosceva più di 36-37 anni che hanno Sì, ho stato a Sardegna accanto, il primo anno. Femmo solo una che Però, giovane. grazie a Dio, se siamo sino che su come l'abbiamo fatto con piacere, con gusto, con serietà. Sì. Ma questa è una bella cosa, tutto un maestro, tenete questa bella generosità, di poi fare su maestro non è facile, perché a me non di andare, non di andare a fare uscire tutte le cose che ci è posato, invece sì, è bello da scontare, è bello a ma a me grandi maestri sono tipo Nicolino Capizza, Aldo Capizza, penso ad Antonio Marungiu, in Saffelta si hanno sempre giocato, a volte Nicolino non che ha già ritirato, Nicolino, ma Aldo e Antonio Marungiu, a me da fine impegnato, mi mandavano a me a suonare a Portoso, quindi in Cantaigusso sono stato a giocare me da Issoso e dai grandi cantatori, Sabonane Giovanni Caso, dai Mario Manno, Firinaio, Giuseppe Chelo, tutto questo. E quindi tanta cosa si imparano a viaggiando, andando a una gara in macchina con certo cantatore. Se questo chiedevo da isso ho imparato, chi sempre devo fare imparare l'ambiente, l'educazione, il rispetto, l'amore del suo canto salto, ad altro pesetto. Finché altro che oggi, grazie a Dio, sono cantante in palco e trasso più richieste. Tu a Sanremo Now, aspetta, a Sanremo Now, un canto cantatore manno su, e siccome noi siamo i nottieri, a me mi piace a Remonai una persona che è un'estetica cantadora e cantautrice di Unnai, Maria Teresa Cao. Issa suona la chitarra. Issa suona la chitarra, componia non canto vadia su canto tradizionale, canto sardo, ma canto vadia di cosa sua, si accompagna. Sì, si accompagnata in altro genere, ma pensa in su canto re e tutto. Poi registrazione è importante se la sa fatta con Aldo Capizza. Tornando a scuola, scusami. Dopo, proviamo appena. Facciamo bene la Daniela e Noghe e li facciamo fare, come intendo la chitarra mia, come te sono in Mananzena, con Pino Bazzoni, una Noghe in re. Daniele ha suonato bene, si sta divertendo accompagnando su cantare. Bello. Ha una passione bellissima. Ma mi piace un mera, io so via che stiendi su cantatore. Sì, la cosa importante. Quando tu segui bene, e stai ci sì, funziona a Gai. Il chitarrista non è che in funzione di fare un'esibizione a Sassola. A me, una volta in una gara a Puido, un chitarrista che vi suona in introduzione, pensa fatta bene, magari pensa cosa che non sono adatta da suo canto saldo. Suo cantatore vedi in pe, c'è la baita io, da cui non mi manco me sente. Suo cantatore sul microfono ha nato, è una cosa simpatica, è stata una risata e sazzetta. Beh, quando sei finito avvisami che me ne dovrò pesare. Ma... Beh, no, questa è una bella cosa. Invece Daniele, no? Sì. Daniele ha fatto una bella cosa che ha castiato sui cantatori. Questo che tento di imparare è questo, la cosa fondamentale è la passione di stare attento al suo cantatore, la chitarra accordata e il suo chitarrista si deve basare sopra l'accompagnamento. Poi, certamente, una sa qualità di fare cose importanti, introduzione, intermezzo, e tutto che è fatto, ma se lo metto su, va due modi di suonare, uno di chire e uno di vestire. Se due sbaglia sul tempo o saida di lo fare, basta questa bidda che magari manco sa fisarmonica che erano, o come te sono ancora in lotta, tirana ottieri proprio, fisarmonica manco ne vai a dare. Se uno chitarrista è di ottieri, a Florina, a Boruta, certa bidda,
sacra, sapevo, su canto usato, e si pone da suonare per esibizione, suona bene, magari il pericolo che lo fruscene. Non sta attento a suo che fa attendere sul cantatore, quando uno anda ad ascoltare, sa gara non una solo di un chitarrista o come un cantatore si pone a cantare a conto suo, che ha sa dinamica in base a suo che fa attendere. Tu che ti poni a mente questa cosa, a ricordare bene tutta questa cosa, che appunto cose di importo umano. Lo suonare con suo coro e poi isso. Come facciamo suonare, finza sono più esperto. Salvatore Lisai ha già esperienza non in gara, ma sua compagna sul gruppo Volco Figulina, Sandro Chiesa, tutto amico nostro. In Fiolina ando, mi pare di uno scanto 36 anni, una cosa ci cantano tennis su festival, non mi da ricordo più, ma insomma sono tipo 35 anni. Sì, e poi quando mi ha dimandato... E questo picciochetto dopo con noi che di adero picciochetto, dunque se mi fa piacere tu vieni da puntendi usonendi e mi fa piacere da togliare oi. La seguita da Fiolina mi ha domandato, ma posso venire, mi piace che finza da suonare su canto saldo, uscire cosa in più, mi piace da accompagnare sul cantatore, però bene autieri, facciamo su scuola e nie, poi poi mi date, sono di violina pure, mamma di violina, quindi mi piace. Più ci quando accompagna da Sandro Chessa, poi ti fai una prodigiara bella. No, che Sandro gli piace troppo su canto saldo, se no poi non fa che ballare a nessuno, questa assolutamente. Prova. Vedo, sta andato bene, suonando e Tino Bazzoni come ha provato finza Sanogo è più difficile, poiché sì, su chitarrista arriva ed è arrivato tranquillo. Poi si è beccato ed è partito, sì, è sbagliato, poi si è beccato, gioca in autoscontro. Su bella sa diretta. E si colla con Savuro. E sul senso... Poi faremo fare un altro giro dei cantori, Lorenzo è il più esperto di tutto, ha fatto finza a gara con un cantatore se in palco, ne deve fare finza roccando, canta benissimo a chitarra e suona di su, è nato in una famiglia di canto sardo, quindi con questa musica da canto vedi sa culla, su babbo cantende o in registrazione e ha imparato Gai con me, con tanta cosa, ma finza a poco conto suo, col tenore, uno per esempio educato. Pianta su brazzolo con su tempo su destra canto sardo. Che prima per Gai, prima uno pesetto che queria imparare a cantare, a suonare, lei sa televisione, dai 80 in poi, su Maltesi sa di canta per dai 79 cominciato. Ogni pesetto in sua, suo genitore guai a cambiare canale, quindi questa musica ti entriate in conca. Tu andasti a suo mercato a fare si pesa, e vi vedi quello che andia su un altro, e vi vedi so cantatore, mi so poeta, so tenore. Questa musica sallasa, poi non bisogna più uso. E quindi uno visendo non cresce di più con questa musica si inconca. E dunque c'è sta bisogno di una scuola come te gusta, o devi comprendere il suo valore, frattanto so chi suonano, ne si fizza cantatore e suonatore, e Lorenzo ora è un esempio che vuole cantare e suonare in gara, accompagnando su mezzo cantatore. Cantando steni tu Lorenzo? 18 anni, Picciochetto, mezz'orare, con passione, con tutto. E sempre gai, magari Lorenzo ha compagno di cola, e li narrano, e Crasa non deve andare a suonare a Talida, e tanto andiamo a articolare, magari fra dei compagni, tre si appassionano al suo canto saldo, poi questo tre ne fanno avvicinare a Tirocchimbe. Bella questa cosa. E te vai suonare? Ma le vogliono suonare una cosa, una filognana, dai. Bene.
Come vedo Lorenzo, bravo Tino e tutto, ma quando siamo su i nottieri, mi pare che voi in trasmissione se lo poi mi tempestano a andare, come te, ha fatto sottiere, ma te questa cosa. Come Tino Bazzoni, che autieri ha vinto a Finza su Signolo e te chi non ha vinto Tino Bazzoni. Ma che non fai una autieresa, una bella autieresa. Un canto in re un canto in re con un tipo proprio di cantata impegnativa, che è cantatore meda, bossa meda, la dimene, che ha il bicchiere di forma, asse, melodia, sentimento. È un canto uno dei più difficili da interpretare, il canto a sottierese. C'è così nottieri, quindi che in agosto non ho che potremmo andare. Peccato, come mi volendo il gusto a ascoltare, che a volte a me, ma penso a tutto, quando sei sopra sul palco che sei sonende o che sei cantante, sei pensando a ciò che deve fare con la chitarra e stare attento sul cantatore. Devo saggare a mezzo su che è culto, che ha pinteso cantando a ascoltare, che mi piace che finza a questo, che non ha attenzione addosso, concentrazione, tu vedi, sei in piatta, sei tutto, te lo godi bene, quando sei sonende, tra volume, di amplificazione e tutto, non è sempre che resistesi certo particolare se allo apprezzare. Certo. Dunque, da fatto fare dunque un canto in re a sottieresa e poi ti succede in questa scuola? Ogni volta questa lezione, intanto quanto dura una lezione? Una lezione minimo 2 ore, a volte fino a 3, che a volte a me non piace da tutto, a ragionare di canto salto, di prova, fino a desistoria, di cosa successa, durante il suo viaggio, sa gara, sa cosa finza curiosa, sa dei cantatori, se soggetto che magari fa anche a chi buglia, a volte abbiamo solo l'oggi, sono passate 3 ore e mezza, non ne siamo mai Questo mi succede pure con questa trasmissione, perché dopo vai mezz'ora in tutto, ma lo spesso fate 40-45 minuti, è sempre aici, ma non diventa nulla, ci rende ciò adesso proprio ad fare. E dunque se voi potete fare, oserai questa trasmissione, i potete intendi? Ma magari se facciamo fare una sonatella tutto, dividendo qualche canto appena, bello. Ma facciamo fare a Daniele appena una sonatella, un'introduzione di Nuarese, appena, che se più minoredda, pensa delle lezioni ed età di puro. Questa è una ragazza terrorizzata, ma non diventa. Da Livasa, piano piano. Tranquilla. Va bene così, dai, andrà bene caro. Piano piano, questa prima lezione settimende, però penso sono è pulito, è una cosa giusta, paga cosa ma fatta bene. Fatta bene, dunque, bene. E cosa come ti punti? Nylon, metallo, testa? No, sono colta in metallo, sa che terra questa nasce con sa colta in nylon, però poi la sa cambiata, può essere una vaga data, non può fare finza di duro che è una chitarra che nasce da quattro tonalità adesso. Dunque, anda bene. Fammi provare appena... Aiuto, Daniele. Ita zona del movimento, sì. Fai anche tu Sanuaresa, dai. Lo facciamo cantare a Tino solo un'introduzione sua. Certo. Una Nuaresa, dai.
Ma Daniele, sei passata tutta questa paura e sonendo, tranquillo, sei bello, pulito, bravo Daniele. Bene, bene, bene. Tocca da tornare a posto, io poi a suonare ancora, ma non ti Diciate, la sentisi a provare a cattera cosa? Dai, Tiziano, piano piano, che hai sicuro. Poi fino a questo periodo che si fa tenere questa lezione, si può arrivare più tardi, che arriva fino in campagna, per tanta cosa. O Miriam, ite facevo su? Una resa, due pure, dai. E come te, sul grado di difficoltà di Nuoresa e Canto in Re, di sono appuntati tutte e due, e poi si scienti, si fa in questione. Cioè, Ma la cosa principale che si insegnano sono cosa, però quando uno comprende l'esantamento, l'accompagnamento, re, tutto, ogni cosa poi è di più facile. No, ma tenete più difficoltà di suonare su Canto in Re o su Nuorese? Ma secondo me è più difficile su Canto in Re. Su Canto in Re. Da costa a Pagopago, ci intende un meglio su Miriam, a suo microfono. Tino Bazzone, sempre pronto, non fa che tempo a se sezze. Se fendi fare di straordinario, io doppia fare scelte due voci, sai? Se tu esa patria Miriam pure il Tandatene, tranquilla, Esatto. accompagnato, giustamente per sempre con emozione, lo fa che da me, poi a 48 anni che sono ed io non sono uscito mai una volta dai domo, tranquillo, rilassato, andare a suonare, no, per sempre con attenzione, Dio c'è questa cosa che però hai a sola, o che vorremmo finire a sinoghe, il suo palco non la sapevo mai fatta, sinceramente timo. Dobbiamo provare come magari un bello mutto di amore, una cosa allegra, Tino Balzoni sempre pronto, non conviene manca si sette. ma in sa scuola a noi saberitari oggi è una cosa eccezionale, perché non sempre può di bene Tino Bazzoni, dunque oggi poi Picciocco è una cosa di vedere su Paguago più bella, più di importo. Tocca. Augurare a so che sono in nove tanta buona fortuna. Ha saputo tutto, questa qualità. Poi Picciocchezzo è tutto. Ma Sì, no. tutto hanno fatto cosa giusta
e pensare a accompagnare il cantatore in suo tempo, che la chitarra deve essere un aiuto, non uno dei tubi per il cantatore, deve essere sempre, deve dare sicurezza quando uno è cantante. E tutto. Come a Lorenzo gli facciamo fare, capito che sei più esperto, più che ha fatto a gara, una bella introduzione della disperata, che è uno dei suoi canti più difficili, il storico, so chi sa gara si fa sempre, guai in questa vita a sanare, facciamo sa gara sul cantatore e si canta che è il suo classico, ma in modo particolare sa disperata, che si può fare il Lucutoresu in tutta la zona nord, ma poi la disperata in zona di Gaddura, cantata in Cadduresu. Non lo so, se io faccio solo l'introduzione o se ti ho messo tempo della cantare. No, fate uscire questa introduzione. Fai questa introduzione solo. Accostati bene sul microfono. Parti di, si invita il suo cantatore a cominciare a cantare. È bello ascoltare questa cosa, a me gana cantare a me pure, ma mezzo che no. Dunque, Nino, e poi questa lezione continua da tutto canto, ma non su le trasmissioni si dopo filmare. Mi piace di questa puntata di oggi, poi Nino manca. Poi esistenti, lo conosci introdotto, su poi Nino è 42 anni, 43, già che sta suonando, ha suonato in ogni che si sia luogo in tutto il mondo, dentro grandi soddisfazioni in mannas e oggi è considerato del suo mondo, del suo canto sardo, uno dei chitarristi più importanti, dunque è una cosa di bella, bonoso e poposato, attendi un maestro generoso che ha gana di fare uscire ai picciocchi su tutte queste cose. È una bella soddisfazione, poi attendi i picciocchi. Sì, no, io sono contento, infatti devo ringraziare l'amministrazione comunale di Otieri che ha inserito intanto soccorso musicale, soccorso su canto a chitarra. In Nacchi di Otieri e fino a poco tempo fa che non che vudi, il suo direttore Uospano della scuola civica che è stato molto contento, si interessa sempre, dimanda da Nino canto ben descritto, sono andando, sono frequentando, quindi penso che questa cosa continua ed lo stiamo facendo come scuola civica fino a un'altra vita, canto a chitarra e chitarra salda. In ogni scuola sono benzene dai suo capitano che in questa vita la querían fare, purtroppo l'amministrazione ha dato boccano non fu possibile, tanto si portano suoi allievi che erano imparare su canto sardo, quindi si va da altra scuola civica, altra associazione che fa il culto, ma non solo Deo, continuo Bazzone, altro cantatore di livello, penso che siano disponibili a porre a disposizione l'esperienza e questa cosa che abbiamo imparato noi, che dobbiamo essere ambasciatori e tramandare su che noi siamo, se no questa tradizione è che si firma con Bosato, certo. Non esiste più. Infatti è una cosa di bella, per i giovanetti, maschio e femmina, si casona, si appassiona. Poi la scuola civica, o come lo facciamo noi, come legge 64, sì, Associazione Culturale Cantatore Esachiterra, un progetto regionale che noi finanziano ogni anno, non ci accontentiamo, non sono cifre alta, però non consente di andare ad Ainate, quindi grazie a questa regione Saltigna, all'assessorato alla cultura e tutto,
A sa regione sarda torrau grazie a noi pure, perché seus e questo programma è un programma che si tira del suo progetto Imprenta, se dunque è una cosa bella fatta, può uscire da tutte queste cose, sempre può valorizzare, tutto quanto, le tradizioni, tutta questa ricchezza manna che teniamo su Sardegna, tanto e genere, noi stasera tutto. siamo su, per esempio, con Saghi Terra Salsa, ma a me mi dia piacere fino a me, e fino a come allievo a qualche lezione di su canto serpentina, che mi piace me, e non dico bene come funziona però. Devo fare una puntata proprio con una pizza su canto serpentina, dunque da Sardegna devo di serio e ci si può... Mezza su pubblica e curso, come funziona. Dunque, però, tanti tornavo grazie a tutto Picciocco, grazie a Tino Bazzoni, per quello che ha fatto, mi fa piacere che ci punti tutto babbo e mamma da accompagnare. Ma non sempre, la pizza appassionato di giocare salto, tu ne naso, tore, e non sempre, vedo che in suo botteghino non si canta più su, che una volta sa chi da cassa a lezione su quanto salto e non si ricusa. Bella questa cosa, bella. Nino, posso salutare? Io ti domando di suonare qualcosa, che adesso vedevo cosa che sarebbe la sigla, Serrauso con tu e giochetto da scurta, questa bella cosa. E tanto devo però, ci metto a suonare a Sassola non mi piace, ti non pazzoni e si canta un'altra roba a re. Tino, una caduresa, ma cosa che chiarisi? Non sciusi tu di buoni simpeo di sensi? No, mi senso mattessi. Ti sensi tu pure? Anda bene. Intanto, grazie a Nino Manca, a Siscola, grazie a Tino Bazzoni e tutto vosotros che sei seguiu e seguisi questo bello progetto Serriao Maistus, se sapere sa gira che bene di un'altra bella cosa di questa ricchezza sarda e dunque se si fa piacere, se sapere sa gira che bene. Grazie a tutti. Canto la timpiesina, come canta Maddalena. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.